Il Friuli nella primavera del 76. Paesi e cittadine serenamente allineati lungo quella vivace strada di traffico e viaggiatori che unisce la pianura alle montagne. Paesaggi agricoli dolcemente distribuiti su una terra non facile. Campanili come bandiere a segnalare la presenza di tante comunità. Piazze, stradine e portici ombrosi segnavano un itinerario di scoperte e sorprese in un piccolo mondo estremamente vario e suggestivo. Case, portali e balconi fioriti davano il segno di una realtà particolare, cresciuta in un prezioso amalgama di vita e lavoro. Le immagini, tratte da un film finito di girare proprio nei mesi di marzo e aprile del 1976, si chiamava Dietro le spiagge, sopra le colline, ci riportano in quei luoghi, in quelle cittadine, a ritrovare qualcosa che non c'è più o che è molto mutato nel suo profilo esteriore. Un Friuli sereno, ordinato e composto, animato e operoso, ma soprattutto un Friuli ignaro di quanto, poco dopo, lo avrebbe travolto, facendolo precipitare in pochi secondi in una drammatica, immensa tragedia, che soltanto il lavoro, l'impegno e la tenacia della sua gente sarebbero riusciti, dopo anni di sacrifici, a cancellare. La mattina del 7 maggio, dopo una notte di angoscia, terrore, lacrime e disperazione, a chi sorvola il Friuli si presentano queste immagini impressionanti. Interi paesi distrutti, case borgate rase al suolo, vuoti paurosi e cumuli di macerie. Ovunque rovine, morti e feriti, famiglie senza tetto, paura e smarrimento. Il terremoto del 6 maggio ha colpito un territorio di 5.700 km². 137 comuni sono disastrati o danneggiati. I morti sono oltre 1.000. 3.000 i feriti, 75.000 le case danneggiate e 18.000 quelle distrutte. Una catastrofe senza precedenti. Ma il ricordo di quei giorni, pur nella crudeltà della tragedia che travolse quasi 600.000 persone, non è solo di disperazione, è intessuto anche di tanti e continui episodi di aiuto, di soccorso, di tante piccole storie intrise di umanità, di un unico grande slancio morale e materiale che accomunò nella solidarietà al Friuli gente amica di tutto il mondo, che ovunque e in qualunque modo cercò di portare il proprio contributo alle popolazioni colpite. Furono lunghi i giorni del terremoto. Dopo la tremenda scossa del 6 maggio, altri movimenti tellurici più o meno forti continuarono a ripetersi con angosciosa cadenza. La gente comunque si fece coraggio, si rifugiò nelle tende, si organizzò alla meglio e in tutta l'area terremotata prese avvio una gigantesca operazione di emergenza, affidata dal governo al commissario straordinario onorevole Zamberletti. Cominciarono anche le riparazioni delle case lesionate, si riprese a lavorare per rimettere in piedi l'apparato produttivo. Si restò nei paesi, nelle tendopoli, negli edifici risparmiati dal sisma per iniziare subito un abbozzo di ricostruzione, di ripresa. Ma sul Friuli, già così provato, si abbatté in settembre il secondo terremoto, che rese vano lo sforzo compiuto, inutili i lavori eseguiti. L'imminenza dell'inverno, che avrebbe reso impossibile la vita nelle tendopoli, costrinse i friulani a lasciare i propri paesi per trasferirsi nelle località della costa. Nel loro ricordo sono ancora vivi i giorni dell'esodo, a Grado, Lignano, Bibione, Jesolo. È ancora vivo il sentimento di delusione provato quando fu evidente che la ricostruzione avrebbe richiesto tempi lunghi, che era impensabile il passaggio rapido dalle tende alle case e che sarebbe stato inevitabile accettare un periodo di sistemazione nei prefabbricati che si stavano allestendo. I lunghi giorni del terremoto e della grande emergenza terminarono nella primavera del 77, quando quasi contemporaneamente alla ripresa del lavoro nelle aziende, nelle industrie e nelle campagne, si completò il piano di insediamento dei prefabbricati, comune per comune,
predisposto parallelamente dal commissario Zamberletti e dalla Regione. Alla popolazione vennero consegnati quasi 20.000 alloggi, sistemati in 350 villaggi, opportunamente dotati di tutte le opere di urbanizzazione. Nell'aprile del 77, 72.500 persone si sistemarono in questi prefabbricati e fu un grosso risultato, perché riportando la popolazione nei propri paesi si riuscì ad avviare un autentico processo di ricostruzione e rinascita. La valutazione dei danni nel 77 fu di 4.500 miliardi. C'erano oltre 70.000 edifici da riparare, più di 15.000 da ricostruire, 300 miliardi di danni alle opere pubbliche, 500 miliardi ai settori produttivi, altrettanti per il dissesto idrogeologico del territorio. Con il terremoto erano andati perduti anche 18.000 posti di lavoro, particolarmente nei settori industriale e artigiano. La ricostruzione del Friuli terremotato iniziò nei primi mesi del 1978, quando cominciarono ad essere disponibili i contributi predisposti dallo Stato. Quanto è stato fatto nella ricostruzione del patrimonio abitativo e nel riavvio delle attività economiche e produttive e dei servizi è stato definito il modello Friuli. Questa definizione è certamente il frutto dei risultati raggiunti, ma è soprattutto il grande merito di una scelta politica, compiuta a livello di governo e Parlamento, che diedero piena autonomia alla Regione nell'utilizzo dei fondi nazionali. La Regione, a sua volta, diede ampia autonomia ai sindaci dei comuni terremotati ed in genere a tutti gli amministratori locali, che corrisposero a questa fiducia con consapevole assunzione di compiti e responsabilità. Questa scelta politica si rivelò vincente. A 10 anni dal terremoto, ma in 8 di effettivo lavoro, e con un finanziamento statale complessivo di 4.250 miliardi, si può oggi affermare che la ricostruzione è completata al 95%. Sì, io posso dire che possiamo essere orgogliosi di essere friulani, che abbiamo rispettato i tempi, e perciò mi sembra che anche la gente, la maggior parte, tutti contenti e tutti soddisfatti. Ah beh sì, è ricostruita in un criterio proprio perfetto. Qui c'è più ferro che cemento, è tutta ferro e cemento. E, insomma, quando se dovrebbe venire un terremoto bisogna entrare invece di uscire. È stato un grande sviluppo, un grande successo su 10 anni, mettiamo 8 anni, perché a 2 anni di costruzione non è stato fatto niente, perché eravamo ancora nelle macerie, fino dal 77, 78, dopo del 79 si è cominciato a costruire, su questi 8-9 anni è stato fatto un grande successo, insomma. Ad Artegna ormai penso sì che di ricostruzione ci sia più poco da completare, più che altro c'è urbanizzazioni come fognature, qualcosa, poi adesso stanno anche mettendoci il metano, che penso sia una bella cosa, che fino prima del terremoto neanche non si pensava potesse venire da queste parti, invece adesso abbiamo anche quello. Chi percorre la statale 13, che da Udine conduce a Carnia, incontra oggi un nuovo Friuli, che lascia appena intravedere qualche residua traccia del terremoto, qualche vuoto lasciato da vecchie demolizioni. In genere però è il volto fresco di una realtà diversa, che ha trovato nella ricostruzione la possibilità di proiettarsi verso il nuovo, senza tuttavia dimenticare la storia e le tradizioni di un popolo, la cui identità esce rafforzata da una prova così impegnativa. Il quadro complessivo della ricostruzione è positivo. Sono state ricostruite completamente 16.000 case. Altre 72.500 sono state riparate. Sono stati restaurati oltre 1.000 edifici di particolare valore storico o artistico. Ripristinate opere pubbliche di grande importanza. Ricostruite fabbriche ed aziende industriali e artigianali.
Sono state rimesse in piedi strutture agricole e aziende zootecniche. Poi avevo giù una stalla giù completamente, avevo molte bestie e non sapevo dove portarle. E ho dovuto ricorrere a fare una stalla nuova, no? Dato che quella stalla lì non potevo ingrandirla perché andavo con il concimai vicino al mio fratello, no? E ho dovuto fare la stalla. Insomma, io l'ho fatta, sono entrato alla stalla dal 78 il mese di febbraio, già ricostruita, allora credo di aver fatto abbastanza, no? Io direi che le cose sono andate molto bene, che è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto molto rapidamente e molto bene, direi. Sono ritornata nella mia sede dopo 3 anni e mezzo, ho un negozio un po' più grande di quello di prima e il lavoro va abbastanza bene e penso che siamo un po' tutti contenti, ecco. Sono quasi a posto, insomma, mi manca pochissimo, anche perché si è voluto rifare meglio che si poteva. Il Friuli della ricostruzione non ha dimenticato il proprio patrimonio culturale. Interventi di grande rilievo, per la maggior parte di competenza della Soprintendenza ai beni culturali, sono ancora in corso di completamento, data la difficoltà dei restauri. Ma già si intravede l'importanza di certi recuperi, che potranno restituire all'antico splendore prestigiose testimonianze del passato. Si stanno effettuando anche accurati ripristini di case rustiche, casali contadini, ed in genere di tutto un patrimonio ambientale tipico di un mondo agricolo, forse altrove scomparso, ma che racchiude in sé le radici di una preziosa cultura popolare. Una ricostruzione che può essere definita di sostanza, quando ci si riferisce a case, aziende, imprese produttive, ma anche di qualità, quando l'impegno di ricostruire ha voluto estendersi al recupero di luoghi, cose e monumenti che forse la società attuale ed il ritmo di vita dei nostri giorni ci hanno portato a sottovalutare. La ricostruzione ha portato del benessere alla gente del luogo e la riparazione ha ridato uno splendore a certi edifici che prima per tanti motivi non erano valorizzati come dovevano essere valorizzati. La maggior parte dei comuni si sono dati da fare con coscienza anche per organizzare, diciamo, un tipo di discorso molto omogeneo. Qualcuno, come ho notato in diversi comuni, hanno sfoggiato qualche costruzione nuova, però il tutto è bello perché è sempre in relazione a quello che era il discorso paesaggistico di una volta e come vede tutte le vie principali dei paesi sono come erano una volta. Abbiamo avuto anche la fortuna di non avere, penso, problemi per ripartire, non so, tanti già un anno dopo il terremoto già avevano incominciato a ricostruire, per cui in 10 anni penso che abbiano fatto veramente sì, un buon lavoro, ecco, perché gran parte della gente, penso che siano pochissimi più nelle baracche nel nostro comune. Oggi come oggi, dopo siamo riusciti a ricostruire con un aiuto come della Regione e dello Stato circa il 90% delle abitazioni civiche. E gente in baracca non ce n'è più, forse 6 o 7 persone. Quelli che sono in attesa di poter entrare nelle case perché non sono finite e sono stati messi negli alloggi ACP, è vero. Togliere le famiglie, la gente dai prefabbricati e dare loro una casa vera e propria è stato in tutti questi anni l'impegno più assillante della Regione e degli amministratori locali. Tuttavia il problema resta in parte ancora aperto e non è di facile soluzione perché riguarda la fascia più debole della popolazione terremotata, anziani per la maggior parte, ma anche persone emarginate e senza risorse economiche. Nella fase finale della ricostruzione emergono anche altri problemi, come lo stesso riutilizzo delle aree occupate da migliaia di prefabbricati, ora disabitati, così come il recupero dei centri storici e la loro rivitalizzazione. Impegni diversi che si spera di poter affrontare in modo conclusivo, confidando negli ulteriori stanziamenti che lo Stato si accinge a destinare al completamento della ricostruzione. Un ruolo importante potrà essere ancora una volta assunto dalle amministrazioni locali, che in tutti questi anni si sono distinte nello svolgimento di compiti talvolta perfino sproporzionati alle effettive capacità delle proprie strutture.
Fin dai primi giorni del terremoto sono stati infatti i sindaci, assieme ai consiglieri comunali, ai tecnici ed agli amministratori, i protagonisti di importanti scelte, fatte, d'altra parte, in pieno accordo con le popolazioni. Un'assunzione di compiti che è stata anche una lezione di vita. Ritengo che queste cose siano, che questa ricostruzione sia un prodotto nato da due convergenze fondamentali. Prima, secondo me, la convinzione degli amministratori che, appunto, non avendo la verità in tasca e quindi le scelte necessarie di quel momento, bisognava andarle a cercare. E bisognava andarle a cercare credo in due direzioni. La prima, nella direzione del confronto politico-amministrativo, che pure c'è stato. E la seconda strada è quella del confronto con la gente. Qui abbiamo avuto sotto tutti e due i profili, sia nel confronto politico come anche nel confronto con la popolazione, aspetti estremamente positivi che possono così essere definiti come un grosso fatto di responsabilità reciproca nei confronti del problema che in quel momento ci stava di fronte. Questo è ciò che mi ha insegnato il terremoto. Mi preme di dire questa cosa, che siamo uno dei primi comuni in cui ha portato a termine in ottemperanza alla legge nazionale e alla legge regionale il riordino fondiario, ecco, perché subito dopo il terremoto la situazione negli ambiti completamente distrutti era tutta, diciamo così, disastrata, e nella ricostruzione si è dovuto giocoforza modificare tutti i confini. Molti hanno dovuto ricostruire la casa sul terreno degli altri o parzialmente, e noi abbiamo concluso l'operazione con la registrazione di tutti i frazionamenti nella conservatoria, nei registri catastali, eccetera, mettendo in condizione il cittadino di trovarsi proprietario sotto aspetto legittimo e legale del nuovo lotto assegnato senza spendere una lira. Cioè abbiamo fatto tutto noi una grossa operazione che adesso si tratta solo il loro compito, a mezzo dei loro tecnici, è quello di fare l'accatastamento del ricostruito. È una data molto importante per noi amministratori questo decennale, perché ricordo benissimo il post terremoto, l'emergenza, e avevamo molti dubbi e forse dentro di noi c'era anche una paura di non farcela. Oggi, dopo questi 10 anni trascorsi, siamo un po' abbastanza tranquilli e con, diciamo, anche un po' di ottimismo diciamo che ce l'abbiamo fatta. Non certamente da soli, come qualche volta si sentiva, anche si leggeva in qualche stampa. Io dico che la solidarietà, tutti gli enti hanno fatto il loro dovere e oggi siamo orgogliosi di poter mostrare a tutti quindi questa ricostruzione, perché se la ricostruzione è avvenuta è merito di tutti. Non c'è un modello Friuli, credo, non c'è che l'amministratore friulano abbia fatto di più di molti altri. Credo che tutti hanno fatto veramente il loro dovere e oggi siamo a dimostrarlo con grande soddisfazione. Il Friuli del terremoto, delle agghiaccianti immagini delle macerie, dei terribili vuoti creati dalle demolizioni e dalle ruspe, è oggi definitivamente scomparso e si ha ovunque la sensazione di un grande risultato, di un grande obiettivo raggiunto.
Per il Friuli, che ricorda i giorni del terremoto, le vittime del sisma, i momenti più difficili della sua storia recente, c'è oggi un presente che racchiude in sé tutte le speranze di un'occasione di rinascita e riscatto da antiche condizioni di emarginazione e difficoltà. Un presente che segna, pur di fronte a tanti problemi aperti, un salto di qualità nella realtà sociale e che lascia intravedere solide e concrete possibilità di progresso e crescita civile. Era questo l'obiettivo che nel 76 portò ad una scelta politica che vedeva nella ricostruzione una possibilità di sviluppo economico e sociale per l'intero Friuli Venezia Giulia. Una scelta della regione, appoggiata dallo Stato e condivisa dalla popolazione, che affrontò i lunghi anni di sacrificio con fiducia nelle proprie forze e volontà di riuscire. Per se stessi, ma soprattutto per le nuove generazioni che in questo Friuli troveranno il proprio futuro, il proprio avvenire. Ma io quando è stato il terremoto avevo 8 anni, ero piccola, quindi quando è successo non sapevo cosa fosse, avevo paura così, e trovarmi in quei momenti lì pensavo che non si ricostruisse niente perché era tutto un disastro, poi i morti che ci sono stati così. E invece col tempo poi anche a casa mia abbiamo rifatto sulla casa, è stato veramente un progresso in tutti questi anni. Ma direi all'inizio sono volati via velocissimi, adesso ormai è ritornato tutto normale, neanche non ci si ricorda più. Io mi ricordo pochissimo, diciamo, perché sì, a 9 anni non è che si abbia, ma ad ogni modo da quello che poco che mi ricordo è stato tutto cambiato, è rifatto tutto nuovo. Specialmente anche perché tutti hanno dato una mano e tutti abbiamo collaborato per ricostruire il Friuli.